Buonasera a tutti, ben ritrovati qui nella diretta con le Sibille e qui in compagnia della Hilde. Come andiamo amici? Vi aspetto che mi raggiungiate qui. Intanto, mentre aspetto appunto che si presenti qualcuno di voi a farmi compagnia, vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Adesso la prossima diretta sarà venerdì, abbiamo appunto le dirette su questo canale tra le 20:30 e le 21 il martedì e il venerdì, dunque sapete già che in questo orario mi dedico a voi per una risposta gratuita. Potete decidere in alternativa fra telefonare nella diretta e dunque durante la diretta potrete chiamare il 347 8702 622 e vi risponderò e avrete la precedenza rispetto a coloro che invece mi scrivono nella chat dal vivo. Ad ogni modo, se non siete liberi di parlare, se siete timidi, potete comunque scrivermi la domanda nella chat dal vivo che io risponderò in ordine di arrivo. Dunque, vi ripeto, 347 8702 622 per la priorità con la domanda in diretta, la domanda telefonica, oppure potete usare la chat dal vivo e scrivere lì. Vi ricordo sempre che il mio canale è gemellato al canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se ancora non lo avete fatto iscrivetevi anche al suo canale, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio, il sostegno con un'iscrizione non costa nulla, ma per noi è importante e comunque ci sostiene nel nostro impegno e nel nostro lavoro. Allora, bene, ci sono già degli amici che saluto. Vincenza, ciao, ciao Marietto, ciao Tiziana, ciao Tamara, ciao Claudia, ciao Italia, ciao Cristina, ciao Antonio, ciao Perla. Bene, Vincenza apre le danze. Ok, vediamo la domanda di Vincenza. Voglio sapere se Cristiano 24 agosto 70. Ok, se ci sarà una storia con Cristiano, vediamo un po'. Cominciamo dunque. Amici, che periodo strano per l'Italia questo. Mamma mia, surreale, surreale, però Dio vuole che arriva in un tempo in cui con le connessioni non siamo soli, ci facciamo compagnia. Mm. Allora, ciao Domenico, ciao Zameina. Bene, bene. Allora, Vincenza, mi concentro su di te, vediamo con Cristiano. Ah, vi volevo dire, state tranquilli, a parte tutto, a parte che ci faremo compagnia e dunque anche questo senso di solitudine, di stranezza che si sente nell'aria, questa un po' eh, questa situazione un po' surreale, così passerà, dico, però mi raccomando, bombardatevi di vitamina C, tutti i giorni prendete le spremute, mangiate kiwi, tisane anche molto semplici, fate con l'acqua, scusate, e la portate ad ebollizione, aspettate che stemperi un po' il calore, mettete il limone, ovviamente non deve essere un limone trattato chimicamente, ma un limone con buccia edibile, mettete un paio di fette generose dentro questa acqua che avete lasciato stemperare ma già portato ad ebollizione, aggiungete un bel cucchiaio di miele e prendetelo, anche questo fa tantissimo. Sentivo appunto che sia per bambini che per adulti è importante raggiungere l'1 o 2 grammi di vitamina C dunque, al giorno, dunque dateci dentro. Allora Vincenza, dopo aver cianciato un po', ma vi volevo rassicurare perché comunque già eh, con questo. Mm. Allora,
Andiamo un po' indietro lo schermo, facciamo un po' di spazio, così che liberiamo la prospettiva. Allora, Vincenza, eh, Cristiano, Cristiano, con Cristiano, ti devo dire che qualcosa c'è, nel senso che è possibile che ci sia l'inizio di un corteggiamento, di un qualcosina non molto definito, perché con la presenza del gatto e del farfalla si direbbe più che stia nascendo un qualcosa, mordi e fuggi, no? Quelle situazioni che nascono un po' leggere, ma che comunque al momento già ti stanno portando un po', cioè non so se è già nato, però questo pensiero ti porta entusiasmo, è qualcosa che ti fa piacere, visto che arrivi, che c'è un passato non proprio felicissimo, c'è qualcosa di bloccato per lungo tempo, sentimenti contrastanti, contrarietà, dunque ci deve essere stato anche un gran parlare della situazione, comunque non è stata, il passato non racconta cose tanto entusiasmanti, però diciamo che c'è un qualcosa che si muove. Ed è anche possibile che ci sia un qualcosa che prenda il via, però un po' così, con qualche difficoltà, con qualche momento di perplessità. Penso che ci sia un incontro, però tesoro, non te lo mettere nel cuore perché non penso che sia ancora, che sia la persona giusta, vedi, anche se c'è questa carta che è bellissima, però subito dietro il significato cambia completamente, dunque è come se volesse dire che l'accordo, o comunque quel tipo di relazione, di rapporto che si stava formando, in realtà riceve uno stop perché c'è qualcosa che non va, mm? Qualcosa che non va nella situazione o uno dei due magari prenderà qualche decisione o non sarà perfettamente in forma, chi lo sa, però credo che la cosa riceverà uno stop. Diciamo che qualcosina si muoverà con questa persona. Allora, andiamo avanti. Eh, ho perso il filo, va bene. Perla, incontrerò l'uomo giusto per me con cui costruire un futuro insieme. 2 agosto 74. Allora, vediamo un po'. Beh, il taglio incoraggia. Allora, io penso che nel prossimo periodo, perché chiaramente la risposta che riceverete questa sera, questo vale per tutti e comunque sempre, non solo questa sera, ai consulti dei tarocchi e delle sibille, si inquadra una situazione temporanea, nel senso che quello che appare o compare nella stesa è collegato non solo ad un tempo determinato che è bene non estendere troppo in là nel tempo, e si aggancia anche a una vibrazione, una scia energetica di questo momento. Dunque è possibile che legga, oltre al potenziale più probabile futuro che si andrà a manifestare, anche un po' quello che è potenzialmente auspicabile nella situazione che legge in questo momento la stesa, cioè quello che parte anche
dal vostro stato d'animo, dai vostri pensieri, le vostre emozioni del momento, perché si aggancia giustamente a una vibrazione, a una scia energetica che avete voi nel momento della lettura. Allora, cosa dice Perla questa stesa? Che nel passato tu hai già fatto un incontro con una persona che una persona comunque che ci sapeva fare, valida, che sapeva proporsi, una persona molto preparata, ma anche ambita, sicura di sé e delle sue qualità, delle sue capacità. E ho un po' la sensazione che non sia del tutto conclusa con questa persona, è come se forse ci fosse ancora la possibilità di qualche scambio, qualche aggancio. Non vedo percepisco una specie di continuità tra il passato e il presente. Questo perché in questo momento ti senti come se nessuno riuscisse a comprendere il tuo valore o comunque temi che la persona che dovesse arrivare poi finirebbe con eh, come dire, quando non prendersi cura, no? Oppure non coltivare un qualcuno, non darti il giusto valore, capisci? Tu un po' questo timore ce l'hai che poi chi viene o chi dovesse stare accanto a te ti potesse trascurare un pochino, ecco. Ma vedo comunque un uomo bruno o che magari è stato bruno, attenzione, non è che potenzialmente di base è un uomo bruno che è già nel tuo presente in questo momento e che possibilmente ha un po' il timore di dichiararsi e di farsi avanti, oppure è qualcuno che, ti ripeto, può già appartenere, già fa parte del tuo entourage o comunque tua vita, non è proprio una novità e può essere che magari non si sia ancora mai fatto avanti e che lo farà prossimamente. Vedo infatti parlare di una situazione, vedo proprio nel prossimo futuro una conversazione legata a un qualche problema, magari il pretesto lo darà proprio la situazione che stiamo vivendo attualmente. Gli eventuali piani o riflessioni o desideri per il futuro. Comunque vedo che si farà avanti in modo molto più deciso, molto più intraprendente, però è una persona lontana, non sarà proprio dietro l'angolo, cioè tu la persona che o è una persona che ti ripeto fa già parte del tuo entourage, dunque però vive per motivi di lavoro fuori, oppure comunque porti dietro di te dei segni legati a una situazione del passato che magari inconsciamente cerchi di ritrovare al di fuori e comunque la stesa mi dice che è una persona di fuori, lontana, non è una persona vicina, possibilmente anche una persona di altra nazionalità potrebbe essere. Comunque non sarà una situazione facilissima, sebbene è possibile che abbia una sua durata, che non sia proprio una cosa usa e getta, però avrà molte difficoltà, una cosa bella ma con le lacrime. Dunque, come a dire che probabilmente la lontananza o comunque certe circostanze non renderanno facile vivere il rapporto e questo potrebbe comunque condirlo di qualche dispiacere. Però sì, secondo me sì. Eh, Costruire il futuro andiamo troppo in là, però un uomo valido sì. Vediamo Claudia. Oh, sono andata troppo oltre, ho dato un colpo di mouse. Allora, ciao, vorrei sapere se con Jay, 12 ottobre 74, ci sarà una storia d'amore. 11 giugno 72.
Vi ricordo tra l'altro che prossimamente, oltre alle live del mio canale, si aggiungerà anche una live del Marietto veneziano e dunque poi ci farà sapere con esattezza quando si occuperà anche lui di dare risposte con la radionica, cioè la radiestesia, vale a dire l'uso del pendolino, e infarcendo con qualche stesa, con qualche diciamo estrosità delle sue, comunque dunque gli appuntamenti aumentano, nel senso se vi fa piacere ci facciamo compagnia così un po' qua su questo canale e un po' sul canale del Marietto. Allora, vediamo di rispondere a Claudia, vedere con Jay se nel prossimo periodo. Allora, la stesa, cioè scusami, il taglio, Claudia, il taglio mi parla di vedi c'è nemica e ladro, dunque è una situazione che al momento così al taglio fa capire che ci sono alcuni ostacoli, ma perché è probabile che ci siano altre persone coinvolte nella faccenda. Eccoci qua. Allora, che dire, c'è sicuramente stato uno slancio iniziale, questa è la linea del passato, con qualche con buona conversazione, comunque una persona che ho incontrato sul posto di lavoro, perché questa carta può indicare il posto di lavoro, oltre che una persona che si occupa di commercio, un piccolo imprenditore, dunque diciamo che qualcuno valido comunque e con cui c'è soprattutto molto dialogo. Lui in effetti può essere il classico buon partito, no? E comunque una persona di un certo tipo, da come viene inquadrata dalle lame, e tu sei in attesa di questo momento che però un momento di non dico un sogno, ma una cosa che comunque desideri perché il solo pensiero ti porta allegria, ti porta benessere e comunque c'è in effetti una possibilità di successo. Ora, nel prossimo periodo però per questioni legate alla salute o comunque a qualche problematica, qualche difficoltà, ci sarà comunque da attendere. Non è un periodo questo dove vedo un incontro, ok? E, anche perché lui probabilmente, te l'ho detto, credo che o tu o lui comunque siate impegnati in altro, o forse a accudire qualcuno o a gestire dal punto di vista economico certe situazioni. Dunque non vedo nell'immediato un incontro, però o comunque o l'inizio di una relazione, però diciamo che è possibile più avanti, devi continuare. Mi viene sempre questa carta dell'amica per te, quando interroghi le carte, perché io mi dimentico più o meno chi mi fa le domande quando viene sul canale, dunque il suggerimento è continua con la direzione dell'amicizia perché lui potrà un domani desiderare qualcosa di più. Mm? Allora non è tanto in là comunque, però devi portare pazienza, devi avere pazienza, qualcosa si muoverà. Allora andiamo avanti. Tiziana, vorrei sapere per mio figlio se si metterà in proprio, riuscirà ad affermarsi? Dunque, vediamo se merita la pena di fare questo tentativo, vediamo cosa dicono le sibille, se gli porterà fortuna, se gli conviene, chiaramente poi
non è una domanda che si possa rispondere così, diciamo, liquidandola in fretta, però faremo il possibile per vedere. Allora, Elia, 24 settembre 92, vediamo se Elia, mettendosi in proprio, si afferma. Allora, il taglio parlava di tanto lavoro, ma come se non fosse, come se ricevesse degli ostacoli, non fosse completamente apprezzato. Allora, secondo me sì, non deve però fare il passaggio subito, deve aspettare un po', deve prendere maggiori informazioni ancora sul settore nel quale vorrebbe investire, perché diciamo che nel passato ladro e gelosia, insomma, qualcuno gli ha soffiato qualche occasione, gli ha portato via un'opportunità, oppure si è frapposto fra lui e la realizzazione di qualcosa, e dunque lui ha dovuto comunque perseverare, continuare ad impegnarsi, consapevole che la sua fortuna, o comunque quello che ambiva, si stava allontanando, ci voleva insomma più tempo, e dunque cautela, attenzione soprattutto a non fidarsi di tutti. Se dovesse aprire un'attività da solo, comunque non deve, cioè sarebbe meglio che non si appoggiasse ad altri, perché non è detto, con la carta della nemica, che qualcun altro poi sarebbe veramente un reale collaboratore. Vedi, la presenza del dottore con dietro la nemica fa supporre che un'eventuale persona che dovesse aiutarlo non sarebbe totalmente affidabile. Dunque, oppure c'è una situazione che va sanata e che ancora lui non ha potuto percepire appieno, o non si è ancora fatto un'idea completa di quello che di quelli che sono gli ostacoli, no? O le difficoltà. Deve valutare bene, senza premura, guardare, comunque metterci tutto l'impegno anche nella fase di studio dell'attività. Allora, quello che dovrebbe fare è sicuramente prendere, ascoltare il consiglio di qualcuno che abbia già passato delle esperienze prima di lui, qualcuno che possa consigliarlo bene, perché altrimenti potrebbe dover rimpiangere delle cose, potrebbe dover concludere o ritenere concluse delle cose. Al momento, vedi, non sono carte che lo incoraggino ad andare avanti adesso. Deve temporeggiare e soprattutto prendere bene le misure su tutto, qualunque sia il momento in cui partirà il suo progetto, deve mettere davanti il fatto che ci saranno sicuramente delle spese, degli esborsi, e comunque dovrà avere pazienza e non scoraggiarsi se non concretizza subito. Però vedo che ci sarà comunque la cosa, la va a realizzare, perché questo non è soltanto la carta di quando si incontra qualcuno, quando torna qualcuno, questa è anche la carta di quando una nostra iniziativa va a buon fine. Dunque, infatti, vedi che poi l'esito finale è assolutamente bellissimo, parla di guadagni, parla di realizzazione, magari non sono i guadagni straordinari a cui nel tempo, con costanza e tanto impegno, potrà ambire e raggiungere, però è sicuramente un qualcosa di bello, che lo farà felice, lo rassicurerà, lo renderà più forte anche dal punto di vista economico, e gli permetterà di attendere anche altre cose sempre positive. Bene, vediamo, spero
Tiziana, spero di averti risposto. Per Elia comunque sì, sono incoraggianti, ma attenzione di non lanciarsi adesso, valutare bene, consigliarsi bene con le persone giuste, parlare anche con qualche professionista. Allora, Mary, buonasera anche a te. Allora, volevo sapere per Serena, 6 luglio 92 che deve cambiare lavoro, tra quanto lo trova. Vediamo. Mary per Serena. Vediamo un po' il taglio. Ok, allora, volevo solo rettificare una cosa perché io ho dato per scontato che parlando non ho specificato che il Marietto farà le dirette su Facebook, facendole io qua su YouTube, e sarebbe il caso forse appunto che, come ho fatto adesso, io ve lo puntualizzi perché magari lo cercate qui e poi è su Facebook. Comunque vi verrà comunicato nel tempo. Allora, dicevamo per Mary, vediamo Serena. Dunque, lei è giovane, ma comunque ha un buon spirito cioè ha pazienza, sa pazientare l'opportunità giusta, anche se qualche preoccupazione magari ce l'ha, però vediamo un pochino. Allora, guarda, devo dirti che nella linea del passato è probabile che il lavoro, quello che forse, non so se sta lasciando un lavoro, aspetta, deve cambiare lavoro. Dunque cambiare significa che in questo momento ne sta facendo un altro, dove ci sono state delle problematiche, delle incomprensioni, anche se eh, lei era abbastanza soddisfatta, comunque non era tutto brutto quello che faceva sul lavoro, o comunque è più possibile che forse con qualche collega non ci fosse proprio accordo in toto, però lei sta attendendo un qualcosa, una risposta, oppure le hanno dato la comunicazione o di fine rapporto, oppure di spostarsi presso un'altra sede, comunque c'è un allontanamento, un qualcosa che sancisce un po' o una fine di un rapporto, una chiusura, comunque con un accordo, ok? Per quanto riguarda dunque il suo presente, mh, lei teme comunque di non magari trovare qualcosa di valido, però in realtà queste due carte è più una notizia che porta insomma una realizzazione, direi che anche a breve potrebbe ricevere una risposta favorevole probabilmente a uno dei tanti curricula che può aver distribuito. Dunque ci sarà un nuovo inizio, magari non brillantissimo, perché è possibile che sia da attendere, cioè le diano un esito inizialmente, però non proprio bellissimo, non proprio favorevole, dove dovrà aspettare con un po' di pazienza e ci saranno magari delle notizie, neanche notizie, delle indicazioni discordanti per la serie, beh, cominci adesso, no, devi cominciare più avanti, oppure beh, aspetta, ti chiamiamo, comunque la tengono un po' in ballo per un po', ma poi le assegneranno una destinazione nel suo lavoro. È possibile che dovrà fare un po' da pendolare all'inizio, ma comunque guarda che sono ottime queste carte qua, ma veramente ottime. Dunque sì, cambierà lavoro e siglerà un accordo veramente buono per lei, con soddisfazioni. Mm? Allora.
Dunque per Serena è solo questione di pazientare un po'. Allora, buonasera anche a te Angela. Tiziana, vorrei sapere il rapporto tra due persone che stanno insieme, Eleonora di giugno e Francesco di settembre. Eh, un pelino vago, come quesito. Farò del mio meglio, Tiziana, però vediamo un po'. Tra Eleonora e Francesco. Mm. Beh, il taglio parla di un allontanamento forzato. Allora, dunque, ehm, tra questi due, non so da quant'è che la loro relazione vada avanti, ma sono stati, secondo me, molto vicini ad una crisi. Eh, In realtà in passato la cosa era anche favorevole, positiva, c'era stato comunque un cambiamento bello per entrambi con la loro storia, però vedo appunto tra sacerdote e ammalato un po' la situazione nel loro recente passato, diciamo un po' critica, forse si era raffreddata parecchio, molte incomprensioni, delle difficoltà, forse problemi per i quali non riuscivano a vedere una soluzione con un certo momento, no? Non sapendo dove andare a guardare, eh, però devo dire che al momento, al presente, c'è qualcuno o qualcosa che ostacola questa loro unione, sebbene non riesca ancora a impattare tanto perché reggono o comunque la cosa regge, però in realtà so, qua davanti sembra quasi che nel prossimo futuro comunque tra loro ci sarà o forse una grossa discussione, un qualcosa, o magari a causa di qualche altra interferenza o ehm, momenti diciamo di leggerezza non vissuti bene, la possibilità insomma che debbano rivedere determinate cose del rapporto. Comunque c'è un qualcosa di forte. Di per sé però queste due persone stanno bene, c'è allegria, intimità, anche se è un po' c'è qualcheduna, perché vedi due figure, dunque c'è qualcuna che qualcosa del passato forse che un pochino interferisce un po'. Però sai, credimi, avevo pochissimi elementi per poter interpretare questa stesa. Primo perché non avevo date precise, ho soltanto due nomi così, non so niente di queste due persone, dunque mi auguro di aver individuato qualcosa che ti possa, cioè almeno una risposta che abbia un senso per te, perché io purtroppo. Allora ragazzi, sono le 21:04, io concludo qui la diretta. Dunque le persone che non hanno ricevuto una risposta a causa appunto del poco tempo, o del fatto che comunque magari mi sono dilungata un po' troppo a dare risposte ad altri, eh, vi invito dunque a tornare venerdì, mi raccomando, tornate venerdì presto così
almeno riesco a rispondere, perché risponderò in ordine d'arrivo. Vi ricordo anche sempre che quando fate la domanda dovete scrivermi, non dico il cognome, ma quantomeno il nome, una data, perché così ho una scia energetica precisa, e una domanda precisa, ok? Una domanda chiara, comprensibile. E mi raccomando, allora noi ci vediamo venerdì tra le 20:30 e le 21. Eh, Tornate qui a trovarmi, tornate a trovarci anche sui gruppi Facebook. Come sapete, appunto, inizierà presto anche il Marietto a fare le dirette su Facebook. Che dirvi, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi sia al mio canale YouTube, sia al canale YouTube del Marietto Veneziano. State su, state sempre ottimisti, questo è un periodo un po' così, un periodo di transizione, ma vitamina C, come dicevo prima, e allegria, e stare, sentire comunque le persone che amiamo, e beh, è un periodo dove in fondo facciamo un po' di riposo tutti quanti, che non è male. Bene, io vi ringrazio ancora e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci ritroviamo qui, come detto, venerdì sera. A presto e un bacio a tutti. Ciao!